Nel video di oggi parliamo di questo. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi, come dicevo poco fa, parliamo di questo. Se la questione non fosse così seria, mi farei una grassa risata. Purtroppo non c'è nulla da ridere perché ci sono persone in giro che raccontano storie come questo signore e d'altro canto ci sono in giro persone che credono alle storie che raccontano questi signori. Di che cosa sto parlando? Sto parlando dell'eterna diatriba tra il wireless e il cablato, quindi impianti di allarme wireless, quindi via radio, quindi senza fili, e impianti di allarme cablati, quindi con i cavi, chiamati anche da questi signori impianti tradizionali. Ma che cosa c'è di sbagliato nel difendere una tipologia di impianti piuttosto che un'altra? Beh, sinceramente, da installatore di sistemi di sicurezza non mi sento di criticare una tecnologia piuttosto che un'altra. Anzi, chi mi conosce lo sa, installo tranquillamente sia il cablato dove è possibile cablare, sia il wireless dove non è possibile cablare. La settimana scorsa abbiamo fatto il revamping di un impianto completamente wireless. Durante le lavorazioni ci siamo accorti che c'erano le predisposizioni agli infissi e quindi abbiamo cambiato in corso d'opera il progetto del nostro impianto e abbiamo cablato completamente. Non c'è nulla di wireless da quel cliente se non i telecomandi. Ma andiamo avanti. Perché questi signori quindi difendono a spada tratta il sistema wireless e anzi denigrano il sistema cablato? Beh, fondamentalmente la ragione è una: semplicità, comodità, prezzo. Questi signori non sono dei veri installatori, sono dei venditori e quindi devono vendere, fare presto prima che possono. Quindi i loro impianti vengono eseguiti in mezza giornata, una giornata al massimo se parliamo di un impianto eccezionale, e a differenza del cablato impegnano il cliente in casa per poco tempo. Questo gli va dato atto assolutamente, quindi meno sporco in casa sicuramente, meno gente in casa sicuramente. Ma quanto sarà sicuro quell'impianto wireless rispetto al cablato? Ecco, poiché parliamo di sicurezza, vorrei soffermarmi sull'aspetto sicurezza. Questo signore che dice via radio metti un antisequestro e anti-intrusione e hai risolto senza spendere 5.000 euro. Ma il mondo è bello perché ci sono i cantastorie come voi, se no sarebbe noioso. Ecco, i cantastorie in questa faccenda siamo noi installatori di sistemi di sicurezza. Ma perché ci dà dei cantastorie? Beh, ovviamente deve denigrare la categoria per far valere le proprie ragioni, dato che non ha argomentazioni tecniche. No, e io ti invito a non credere a quello che ti dicono senza informarti, a non credere nemmeno a quello che ti dico io senza informarti, perché le affermazioni vanno supportate da dati tecnici. Ecco, questi signori sostengono che alcune cose, come in questo caso parliamo di antisequestro è un termine non riconosciuto, è un termine che non esiste, semmai parliamo di antirapina. Ricordo a tutti che le norme
EN50131 parlano di intrusion and hold up system, quindi allarme, intrusione e rapina. Attenzione, non parliamo di antisequestro, quindi ci siamo, anzi si sono anche inventati un termine per dare maggior sfoggio alle loro competenze, ma di antisequestro non possiamo parlare. Non potremmo parlare nemmeno di anti-intrusione, a dire la verità, ma questo glielo lasciamo fare perché siamo buoni. Andiamo avanti. Che cos'è che si può fare con un impianto wireless che non si può fare con un impianto cablato? Nulla. Tutto ciò che si può fare con un impianto wireless si può benissimo fare, anzi a maggior ragione con un impianto cablato, ma ti dirò di più, semmai è il contrario che non si può fare. Ciò che si fa con un impianto cablato non si può fare in alcuni casi con un impianto wireless, come ad esempio utilizzare una microonda a protezione dei volumi dei locali o degli esterni del mio impianto. Perché? Perché, come ho già detto in altri video, probabilmente la microonda, essendo una tecnologia energivora, non si può utilizzare alimentandola a batteria. Ma qui parliamo di antirapina, quindi di antisequestro, pardon. Come funziona l'antirapina? Da sempre, da che vita esistono gli impianti di allarme, possiamo parlare di antirapina. Non è altro che un pulsante cablato, anche via radio se vogliamo, anche il medaglione da catena, che diamo in dotazione dove? Alle banche, alle gioiellerie, alle pelliccerie, in tutti quegli ambienti a maggior rischio dove si teme una rapina. Questi contatti, cablati o wireless che siano, inviano una segnalazione H24. H24 significa anche ad impianto spento, e a chi la inviano? A me assolutamente no, la inviano direttamente alle forze dell'ordine o all'istituto di vigilanza preposto, che tuttavia, se si tratta di una segnalazione di rapina, chiamerà direttamente la questura o la caserma dei carabinieri, perché in caso di rapina escono le forze dell'ordine. E su questo non c'è nulla da dire, non possiamo dire che il mio lo fa, il tuo no e viceversa. Assolutamente parliamo di rapina, quindi previa domanda alla questura o al comando carabinieri più vicino, se posso inviare una segnalazione di rapina H24, ricordiamolo, escono le forze dell'ordine, arriverà la pattuglia, tanto che una volta è successo in un impianto dove un signore che aveva bevuto un po' troppo si divertiva con il pulsantino antirapina ed è stato denunciato per procurato allarme. Quindi se la pattuglia arriva senza che ci sia una reale necessità, senza che possa essere fermata prima che arrivi, rischiate una denuncia per procurato allarme. Ma questa è un'altra storia che non c'entra assolutamente nulla con il discorso di oggi. Fai molta attenzione a chi ti trovi davanti, perché ogni affermazione deve essere sempre supportata da dati tecnici. Questi signori non possono andare a raccontare la storiella che con l'impianto cablato ti suona la sirena, non puoi fare l'antisequestro. Sono tutte fandonie. L'impianto d'allarme cablato funziona come o meglio dell'impianto wireless. Anzi, aggiungo che a qualsiasi impianto cablato io posso aggiungere il wireless. A certi impianti wireless, se sono prettamente wireless, non posso aggiungere nulla di cablato. Quindi se nel tuo impianto c'è già una parte esistente cablata, devo
o dovrò fare al limite un impianto misto, ma farlo completamente wireless buttando i soldi che avevo speso in precedenza è una spesa inutile e un gesto assolutamente insensato. Pensiamo, ragioniamo su che cosa chiediamo dal nostro impianto di allarme, cosa vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, quale livello di sicurezza, quale livello prestazionale dovrà anche raggiungere il nostro impianto, perché ricordiamolo, con il cablato posso fare gli impianti di livello 3 e di livello 4, con il wireless ci fermiamo al 2 proprio perché sono wireless. Ma non è tutto, e insistiamo sul fatto del wireless nonostante tutti i giorni si legga che i ladri utilizzano il jammer. Che cos'è il jammer? Di jammer abbiamo già parlato, ti metto nelle schede il video che ho fatto in merito al jammer e di cui parleremo ancora prossimamente. Il jammer è un disturbatore di radiofrequenze che, se acceso nelle immediate vicinanze del nostro impianto wireless, questo, ahimè, smette di funzionare. Quindi, che sia un impianto di allarme intrusione, che sia un impianto antisequestro o antirapina che dir si voglia, con un jammer ben piazzato di adeguata portata, questo smette di funzionare. Anche per il video di oggi è tutto. Ringrazio tutti coloro che si iscrivono al canale, dandomi così l'input di continuare in questo progetto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!